Storytime, Evoluzione Radio. Amici di Storytime, bentornati con una nuovissima puntata e una nuova storia. Io sono Simone e accanto a me quest'oggi c'è Davide Scarparo di La Dolce Ita. Ciao Davide, come stai? Bene, voi? Buonasera a tutti, Bene, buon pomeriggio. Bene. Grazie mille per avermelo chiesto, sto molto bene anch'io. Cominciamo subito appunto, La Dolce Ita. Cos'è? Perché si chiama così? Ma La Dolce Ita, abbiamo cercato di riprendere un frame che è famoso in tutto il mondo, che è la dolce vita, che insieme a Ciao ispira comunque l'italianità, la spensieratezza del vivere in Italia. E abbiamo voluto innovarlo togliendo una V per raccontare il saper fare italiano e lo stile di vita italiano, che sono due cose che ci invidiano in tutto il mondo, intangible, e abbiamo voluto rendere tangible con gli eventi, uno storytelling e cercando di mettere insieme molti giovani imprenditori che lavorano nel Made in Italy, soprattutto artigianale. Bene, è una bellissima idea, soprattutto con un obiettivo giusto per elevare un po' quello che siamo noi italiani. Appunto, voi vi rifate un concetto, no? Di guardiani della tradizione, che è centrale nella vostra mission. In concreto, quali azioni o programmi a lungo termine ha messo in atto la Dolce Ita per garantire la trasmissione efficace delle preziose tecniche e segreti alle nuove generazioni? Sì, Guardiani della Tradizione è, penso che ci spiega molto bene la nostra mission, perché noi viviamo in un paese dove abbiamo tantissime tradizioni, un heritage culturale pazzesco, e vogliamo come nuova generazione custodire questa tradizione e cercare di raccontarla al mondo, perché penso che per sapere dove andare bisogna guardare indietro dove veniamo. Quindi vogliamo con grande orgoglio italiano raccontare il saper fare italiano, soprattutto perché noi abbiamo un know-how incredibile sulle 4A, passami il termine, del Made in Italy, quindi agroalimentare, arredamento, automotive e abbigliamento, e vogliamo raccontare delle storie di piccole e medie imprese guidate da giovani su questi 4 settori. Ok, quindi questi sono i vostri focus, diciamo. E gli eventi sono un pilastro, insomma, in questa attività, è un pilastro della vostra promozione. Come misurate l'impatto economico e culturale effettivo di questi eventi di valorizzazione, non solo in termini di visibilità immediata, ma anche per quanto riguarda l'apertura di nuovi mercati internazionali o la sostenibilità finanziaria delle piccole e medie imprese artigiane che rappresentate? Assolutamente sì. Allora, intanto l'evento è un momento di condivisione e di coinvolgimento del pubblico, no? Rispetto a questi temi che abbiamo citato poc'anzi. È fondamentale. Io dico, nel lusso ci sono 3 step: lifestyle, quindi oggi comunicare uno stile di vita, cioè noi non vendiamo più una bottiglia di vino o un abito, ma vendiamo uno stile di vita; business, quindi vendere quel prodotto; e successivamente community, cioè costruire un gruppo di persone che condividono dei valori attorno a un brand, attorno a un'idea, che in questo caso è la Dolce Ita, perché facendo squadra è più semplice e andare all'estero, costruire degli eventi, raccontare cos'è l'italianità, perché, ripeto, nel mondo invidiano soprattutto l'Italian way of life e sono curiosi del nostro unico modo di vivere, e vengono in Italia per questo. Quindi bisogna raccontarlo e fargli vivere come viviamo, e talvolta noi italiani non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, di quanto è bello il nostro paese e di quanto è straordinario vivere in Italia, e il modo nel quale noi interpretiamo ogni singolo minuto e la nostra quotidianità. E quindi vogliamo esplicitare in maniera tangibile con questi eventi queste unicità che per noi sono incredibili. Ecco, esatto, mi sta venendo una domanda, no? Ad esempio, fammi un esempio di un evento tipo che porta questi valori. Ma l'esempio tipo è la Made in Italy Week, quindi qui siamo a Milano oggi. Io vivo a Roma, ma sono veneto, quindi sentirete un accento non romano. Non troppo. E abbiamo cercato di copiare un po' Milano, dove ci sono 30 week. In Milano sono stati molto bravi a costruire un marketing territoriale, cercando di riposizionare una destinazione verso l'alto, e mentre Roma oggi stanno arrivando tantissimi grandi alberghi e mancano delle week che cercano di riposizionare una destinazione che
negli ultimi anni sta vedendo grandi fondi di investimento che stanno investendo soprattutto sul settore lusso, perché ricordiamoci che, come dice il ministro del turismo, l'onorevole Santanchè, noi viviamo nel paese più bello del mondo e ha una vocazione lusso. Dobbiamo essere consapevoli di questo fatto. Io dico, noi abbiamo la casa, la villa più bella del mondo e dobbiamo avere una mentalità di lusso per accogliere il mondo a casa, e questo comporta determinati comunicazioni, determinati eventi, determinato posizionamento. L'abbiamo voluto fare con questa Made in Italy Week, quindi portando a Roma per 3-4 giorni a cavallo della giornata nazionale Made in Italy, che è il 15 aprile di ogni anno, che coincide con il compleanno di Leonardo da Vinci, che rappresenta il genio italiano in assoluto, e abbiamo portato i giovani artigiani dentro gli alberghi per dimostrare attraverso uno show i loro prodotti, un pochino come fanno gli chef, quindi, perché la nostra missione è quello di fare all'artigiano, all'imprenditore artigiano, il passaggio che ha fatto il cuoco da chef, e io dico da imprenditore artigiano a Master of Made in Italy. E il secondo step è quello di portare questa Made in Italy Week, quindi portando diverse aziende con posizionamento lusso su diverse categorie merceologiche all'estero, su destinazioni dove oggi c'è una richiesta di Made in Italy, soprattutto in chiave lifestyle. Penso a Dubai, penso a Miami, penso a Londra, a New York, perché dobbiamo raccontare il Made in Italy in chiave divertente e attirare lì nuovi consumatori, creare un bisogno. Quindi, come segnava il lupo di Wall Street, vendimi una penna, devi creare un bisogno, quello è fondamentale. Quindi dobbiamo creare e attirare tantissima voglia verso il Made in Italy e verso il nostro bellissimo paese. Sì, io sono d'accordo. Effettivamente a Milano hanno fatto un bel lavoro da questo punto di vista, anche se sono dell'idea che, appunto, creando una settimana all'anno praticamente per ogni settore diverso, poi alla fine inevitabilmente, per esempio, i prezzi di Milano si sono alzati. Secondo te si viene anche incontro invece alle esigenze del popolo che vive tutti i giorni lo Stato italiano, e non solo, appunto, chi viene dall'estero incantato da questa bellezza? Beh sì, sta succedendo uno scollamento tra, purtroppo, dei ricchi che vengono qui e hanno un potere di spesa importante, e le persone che vivono comunque la destinazione tutti i giorni. Questo è un pochino il lato oscuro, passatemi il termine, del turismo, soprattutto su una destinazione vocata al lusso come l'Italia. Quindi purtroppo oggi molti non riescono più a vivere a Milano perché i prezzi sono schizzati. Però penso che ci sia un'opportunità per questo, perché in Italia, e un'altra cosa che con la Dolce Vita promuoviamo, è un rinascimento 5.0. Io dico dalla città ai borghi. Se noi pensiamo al Medioevo, è finito con la peste e la gente è scappata dalle città perché c'erano le malattie e sono andati a vivere nei borghi, e le grandi famiglie, i medici a Firenze e gli Sforza a Milano, hanno investito in arte e artigianato. In questo momento noi non abbiamo avuto la peste, ma abbiamo avuto il Covid, che ha segnato uno stop e un rallentamento della globalizzazione. Oggi stiamo vivendo un momento di deglobalizzazione e i prezzi, cioè l'inflazione, è schizzata, e oggi la gente non riesce più ad arrivare a fine mese. Secondo me dovremmo rivalutare un rilancio dei borghi, che possono diventare domani delle destinazioni, dei villaggi turistici di lusso con degli artigiani che costruiscono delle esperienze legate al Made in Italy e degli eventi. Tornando agli eventi, se noi pensiamo le sagre, i pali che avvenivano i weekend nel Rinascimento, hanno costruito poi un turismo che con la via Francigena arrivava a Roma, tornando a Roma. Quindi penso che bisogna ritornare a ripensare un modello italiano di un rinascimento partendo dai borghi, che sono delle industrie chiuse che dobbiamo riaprire, soprattutto in un momento dove le industrie stanno chiudendo a livello di metalmeccanica, automotive in generale. Il turismo potrebbe diventare, secondo me, un veicolo per una crescita ancora maggiore dell'Italia, in un momento nel quale tutti viaggiano moltissimo e cercano destinazioni sconosciute, le cosiddette destinazioni secondarie. Se noi pensiamo a Mykonos, è stata costruita con le storie Instagram, noi dovremmo raccontare i nostri borghi portando della gente o degli influencer
con il telefono in tasca che raccontano queste grandissime eccellenze al mondo. Sì, è sicuramente un'idea corretta, anche perché secondo me abbiamo tantissime bellezze oltre alle grandi capitali in Italia, grandi capitali ovviamente come Milano, Roma e via dicendo. Anche se ti sposti nel piccolo borgo trovi delle bellezze incantevoli, quindi è anche giusto spostarsi un po'. In che modo appunto la Dolce Vita bilancia la preservazione delle antiche tecniche con l'incoraggiamento all'innovazione di processo, di prodotto e all'adozione di pratiche sostenibili da parte degli artigiani, garantendo che il Made in Italy rimanga rilevante e competitivo sui mercati internazionali? Allora, il vero Made in Italy è sostenibile, perché il vero Made in Italy è fatto dall'artigiano e non c'è spreco di materiale. Noi pensiamo alla moda, è uno dei settori più inquinanti al mondo, mentre se tu vai da un artigiano, io vado dal sarto, vedi il tessuto, lo spessore, il taglio, e non c'è spreco, perché come dire, viene sprecato poco tessuto. E soprattutto io, insieme all'artigiano, partendo da un mio brief, costruisci un prodotto per me, uno su uno, e io dico stiamo passando da B2C, B2B a human to human, cioè io sono coinvolto insieme all'artigiano sulla costruzione di un prodotto. Questo crea un legame da parte mia importante con quell'abito che io non andrò a buttare, ma andrò a riparare, e magari domani andrò a passare mio figlio, e diventa veramente qualcosa di straordinario, e una consapevolezza diversa di quel prodotto, no? Perché se io compro una magliettina da Zara, prima discutevamo, no, della magliettina, ne compro della mia 10 magliettina, sì, e sì. poi la butto, e quella non ho un legame, no? Mm-hmm. E questo fast fashion crea un inquinamento incredibile che il mondo nel quale viviamo non ci può più permettere, le nostre generazioni non si possono più permettere, quindi deve partire una consapevolezza diversa, un racconto diverso. È meglio che mi compro un abito di grande qualità spendendo una determinata cifra piuttosto che 50 magliettine che butto. Sì, sono d'accordo, nel senso che appunto, per esempio, io questa cosa di passarsi i vestiti che mi arriva un po' dai miei genitori ce l'ho in famiglia, però allo stesso tempo ovviamente magari cali sulla maglietta di Zara, per esempio, in questo caso. Perché? Perché costa meno, molto meno della metà di una generata appunto da una sartoria, insomma, almeno in questo periodo, e questa è la mia sensazione, magari mi sbaglio. No, ma il prezzo è sicuramente un tema, però bisogna raccontare anche cosa c'è dietro un prezzo e parlare di valore, cioè il valore è fondamentale, e capire anche quanto dura quella maglietta, quanto dura quell'abito, e capire anche con che tessuto è fatto, che impatto anche di inquinamento può comportare la realizzazione di una maglietta di Zara rispetto alla realizzazione di un altro abito fatto da un sarto, ripeto, che va a sostenere un imprenditore, una competenza, una tradizione italiana. Però talvolta non si racconta, no? Perché comunque noi in Italia pensiamo che il marketing e la comunicazione siano le cose superflue, invece è fondamentale raccontare le nostre tradizioni, raccontare cosa c'è dietro un abito, cosa c'è dietro una scarpa, cosa c'è dietro una macchina, un cappello, la filiera, cioè bisogna raccontare cosa c'è dietro, perché stiamo parlando di italiani che fanno determinati lavori, di storie, di famiglie, di tradizioni, di brand, e talvolta, come dire, la scelta del consumatore avviene un po' così, guardando solo il prezzo, sì, ma sì, bisogna ritornare a parlare di valore È e vero. di valore rispetto a un prodotto e di valori delle persone. È fondamentale rimettere lì l'attenzione. Assolutamente, io Davide ti ringrazio per essere stato qui con noi, è stata una piacevole chiacchierata. Se i nostri ascoltatori vogliono appunto contattarvi, li trovate come La Dolce Vita sia su Instagram che su LinkedIn, oppure Davide stesso, Davide Ma ti posso Scarparo. fare una domanda? Ti posso Assolutamente, fare una vai. In Ti ho creato un conclusione. po' di voglia per andare dal sarto o no? Certo, sì, assolutamente, anche perché mi devo laureare tra poco, quindi. Però vedi che, per esempio, penso all'abito su misura per la grande occasione, non magari per la vita di tutti i giorni. È per questo che noi abbiamo creato anche Dolce Vita Club, dove facciamo delle cene in smoking, delle cene in cravatta, perché creare il bisogna creare delle occasioni per vestirsi bene, perché mancano oggi.
e quindi non possiamo più noi come italiani livellarci verso il basso a livello anche di outfit, dobbiamo costruire dei momenti per metterci l'abito, per metterci lo smoking, per metterci il tight, Certo. e per uscire un pochino. Sì, è vero, è vero. Poi detto ciò, a me piace vestirmi bene, quindi non aspetto di solito le grandi occasioni, però insomma sì, forse per andare a spendere quello che dicevamo prima un pochettino di più, aspetto la grande occasione. Comunque appunto ti ringrazio ancora, Grazie a voi. ricordando l'ultimo contatto, la dolceita.it Grazie sul a sito voi. web. Mi raccomando, ricordiamoci che noi italiani siamo osservati da tutto il mondo, quindi è importante che abbiamo questa consapevolezza, perché da tutto il mondo ci osservano. Grazie ancora. Grazie. Storytime. Evoluzione Radio.